Carissimi telespettatori, per Terra in Tavola oggi non parliamo di agricoltura, come potete ben vedere dalle immagini qui alle mie spalle. Siamo su un lago, però non parliamo nemmeno di gastronomia, parliamo di ambiente. Di ambiente perché andremo a parlare con Marcelo Padin e della sua barca. La barca, forse non è giusto nemmeno chiamarla barca, dovremmo chiamarla barco, visto che la barca si chiama Davide. E quindi noi adesso andiamo da Marcelo e lui ci spiegherà tutto sulla sua barca, sul funzionamento e come funziona la barca, e ci darà anche delle dimostrazioni pratiche sul funzionamento della barca. Vi ricordo che siamo a Lovara, siamo sul lago di Iseo, nella parte bergamasca del lago di Iseo appunto, e adesso andiamo a conoscere sia Marcelo Padin che il suo barco Davide. Grazie Ruggero di questa opportunità per Terra in Tavola e sono molto contento di presentarvi questa barca che in realtà è una filosofia di vita e vi spiego perché. In primo luogo bisogna dire che è stata costruita nel 1993 da un signore che sta benissimo, adesso è in ferie, si chiama Senofonte Ambrosini e lui è stato un appassionato di barca da sempre e ha costruito diverse imbarcazioni per le competizioni di barche solari che sono nate in Italia nei primi anni 90 con anche un discreto successo. E poi aveva fatto, dopo di aver fatto diverse barche, tra cui una gemella a questa, per un signore svizzero, forte della sua esperienza di questa barca, perché questo signore svizzero purtroppo è mancato, e la barca, quella gemella, è andata distrutta, è andata demolita. Lui aveva questa barca nel giardino di casa sua, siamo molto amici da anni, e un giorno mi ha chiamato, mi ha detto se volevo la sua barca. Chiaramente io ho detto di sì, perché una barca come questa non si disprezza mai, anzi, solo che chiaramente io non me lo potevo permettere e l'ho detto molto chiaramente e lo dico molto chiaramente perché non ci sono misteri. Questo signore mi ha detto che me la dava a patto, un patto molto bello per la verità, di portarlo in giro. Lui ha 87 anni come ho detto, questo è successo 2 o 3 anni fa, quindi aveva 85-84. Però già non poteva guidare per raggiunti i limiti d'età, non vede benissimo e portare sinceramente un carrello con una barca di questo tipo è abbastanza impegnativo e quindi era tra virgolette a marcire questa barca sul carrello nel giardino di casa sua e mi ha chiesto se mi dava la barca quando avevo la possibilità di portarlo in giro così si godeva la barca fino alla fine, cosa che faccio puntualmente con moltissimo piacere perché, ripeto, è un amico da tanti anni. Detto questo, è una barca che in realtà è una filosofia di vita, è nata solare, così come la vedete io soltanto ho cambiato il motore, che è un elettromarine fatto in Italia da 2,5 kW, sono circa 4 cavalli, e ho cambiato le batterie che fisiologicamente le batterie vanno cambiate ogni 3-4 anni, dipende dall'uso che le si dà. Abbiamo raggiunto un accordo con la FIAM per avere queste batterie, sono 4 accumulatori da 100 A l'uno, 12 volt, montati in parallelo e quindi la barca funziona a 24 volt. È una barca abitabile, noi dormiamo in barca, io dormo in barca e chiaramente quando veniamo con Senofonte ce la godiamo veramente perché oltre ad essere amici ci facciamo delle belle mangiate in barca e dormiamo molto bene tutte e due, quindi non abbiamo problemi, anzi diciamo sempre che siamo culati dall'acqua di ufficio, diciamo così, e quindi è una barca abitabile, vivibile, posto all'interno per 4 persone se uno si sa adattare e poi si fa il tavolino dove si può mangiare, ci sono anche i ripostigli per la dispensa, quindi tutto quello che serve. Una barca veramente molto bella, io la sto godendo tantissimo e grazie a Dio sono riuscito a farla promuovere, a farla conoscere e lui anche è molto contento e fiero di questo, anche perché purtroppo nella sua vita ha avuto delle brutte esperienze, ha trovato delle persone che hanno cercato tra virgolette di approfittarsi, invece è giusto dare a Cesare quello che è di Cesare e io la prima cosa che dico è che questa barca è autocostruita perché è vero, si vede che è artigianale e lo vedrete perché vedrete le finiture di questa barca che sono artigianali e non sono industriali. È composta da un motore elettrico, elettromarine come avevo detto da 2,5 kW di potenza, 4 cavalli circa, da 4 batterie da 100 A l'una collegate in modo parallelo, quindi la barca funziona a 24 volt e è dotata di 14 pannelli solari, 5 sui lati, nei laterali che sono pieghevoli e 4 sul tettuccio anteriore a prua. Questi pannelli caricano le batterie
e le batterie a sua volta danno energia al motore elettrico. Questo è tutto. Qui non ci sono pompe d'olio, pompe di benzina, non c'è serbatoio di benzina. Come dicevo prima, finché c'è sole c'è speranza, e mi sono trovato nella situazione che con delle persone al porto di Lovere, dove la barca è ormeggiata in modo permanente, che mi hanno chiesto di mettere un motore ausiliare a benzina, il che snaturerebbe tutto il progetto. Io naturalmente mi sono opposto assolutamente, e poi mi hanno fatto una domanda molto interessante, che ho risposto anche in modo secondo me molto interessante, perché mi hanno detto: cosa fai se rimani senza energia in mezzo al lago? Fermo restando che nelle strumentazioni della barca vedo quanta energia ho e quanta autonomia ho risposto che faccio la stessa cosa che fa lui se rimane senza benzina, con una differenza: io mi fermo in mezzo al lago, aspetto che si ricaricano le batterie con i pannelli solari e poi piano piano posso tornare a casa. Loro non possono farlo. Di Senofonte Ambrosini, che nell'Internet ci ha pensato anche a tutte, perché lui andava in giro da solo, e quindi il tettuccio che si apre si può aprire soltanto meccanicamente. Lui non era un elettronico, poi è stata fatta nel 93, quindi l'elettronica era ancora al di là da venire con tutti i sistemi che conosciamo adesso. Lui ha pensato a un blocco del tettuccio dove con 2 semplici movimenti si sblocca con le 2 mani e con la testa si spinge sopra per aprirlo e si lascia cadere per chiuderlo. Rimane completamente chiusa, le 2 file di pannelli, di 5 pannelli ciascuna, ai lati vengono ripiegate, vengono chiuse, e quindi rimane completamente chiusa senza nessun problema di pioggia e anche di qualche curioso che non deve vedere quello che si fa dentro la barca. Il parabrezza è anche apribile con 2 ammortizzatori che tengono il parabrezza in alto, e questa è la semplicità di una barca solare, che è unica nel suo tipo perché è un prototipo, e nonostante tanta gente è meravigliata per questa novità, ripeto, è stata fatta nel 1993, quindi quasi 20 anni fa. La barca solare Davide è ormeggiata nel porto turistico di Lovere. In questa cittadina dell'Alto Lago di Seo abbiamo raggiunto un bel accordo di collaborazione con l'associazione Calopicos, che è l'associazione dei comuni dell'Alto Lago di Seo, che sta per Castro, Lovere, Pisonie e Costa Volpino, con la Fondazione Cariplo, che ha supportato questa iniziativa. Abbiamo fatto a partire dal 2011 un progetto con l'ITIS Piana di Lovere, con 2 classi di elettricità e di elettronica, per lo sviluppo di una barca che poi è stata fatta a livello di progetto come ibrida, un pedalò funzionante sia a pedali, quindi a trazione umana, che a pannelli solari e batterie, e uno dei ragazzi che si è dimostrato molto sensibile vorrebbe anche produrlo in serie, che è una bellissima cosa della quale io vado molto fiero. Questo accordo che abbiamo raggiunto è stato fatto anche con il comune di Lovere e con il porto turistico che ci tiene la barca qui in modo permanente, oltre all'ufficio turistico di Lovere, con il quale quest'anno, nel 2012, abbiamo raggiunto un ottimo accordo, perché abbiamo messo a disposizione questa barca solare per fare dei giri turistici di navigazione con il sole ai turisti e anche ai residenti di qui, con un risultato stupendo che non avremmo mai immaginato. Abbiamo portato oltre 300 persone in giro, di cui tantissimi stranieri, soprattutto olandesi, inglesi, qualche tedesco e tantissimi italiani naturalmente, e abbiamo fatto 105 uscite in barca a navigare col sole, e quindi tutti molto contenti, un po' meravigliati di questo modo di navigare, in tanti che chiedevano dove è il serbatoio della benzina, come può andare questa barca, quindi a spiegare, e per fortuna è molto semplice da spiegare, che è una barca solare, che non c'è bisogno di benzina, qui non si brucia niente, non ci sono odori, e si va con l'energia del sole. E adesso levo gli ormeggi e partiamo. Somewhere behind these closed doors, they used to sing me lullabies, for I never grow old. But tell me, how am I supposed to walk if I'm your baby, still your baby?
question. Deep down I always knew you never meant to hurt. You meant to protect yourself from me, but not knowing how. You did rock my bones, but I've come. Ringrazio Marcelo Padin per queste dimostrazioni della sua barca, del suo barco, per precisare, Davide, e per il suo funzionamento. È appunto una barca solare. Forse non è più tanto innovativa perché questo lo era magari 20 anni fa, però sarebbe giusto applicare questi pannelli fotovoltaici un po' a tutti i mezzi, non solo barche ma anche autoveicoli e tutto quanto che si muove. È forse un modo di risparmiare sia sul portafoglio che anche in altri termini riguardo all'ambiente. Ecco, ora direi che per Terra in Tavola è tutto, noi ci vediamo in una prossima occasione. Ciao amici!